Ciao raga, bentornati nel canale. Mi avete chiesto di parlare di nutrizione e alimentazione? Beh, oggi siamo qui per farlo. Gentili ascoltatori, quello che dirò nel video è basato sulla mia esperienza e su quello che ho studiato. Non sono un nutrizionista, quindi posso dire qualcosa con cui voi non sarete d'accordo, quindi gentilmente lasciate pure commenti costruttivi sotto al video, ma non scassate i totani con offese o commenti stupidi. Grazie e buon proseguimento. Bene, speriamo che la premessa che ho fatto sia utile, che serva a qualcosa. Ragazzi, quello che dico è basato sulla mia esperienza, quindi non sono un nutrizionista, non sono un dietologo, non sono niente. Sono solo un ragazzo che legge e che corre in bici da qualche anno, che va in bici da qualche anno, quindi non uccidetemi nei commenti, grazie. Ok, passiamo al focus del video. Scoppiato il caldo comunque, siamo già qua con le tettine fuori e a sudare su per le salite. Meglio così. Allora, da subito c'è da fare un'enorme distinzione, che però non posso farla io, ma dovete farla voi in base a quello che è il vostro obiettivo, chiaramente. Quindi una gara, un allenamento, un giro a piacere, che anche tra gli allenamenti c'è da fare distinzione. Se volete fare un allenamento di intensità, un allenamento di distanza, in realtà il discorso è molto ampio e cercherò oggi di semplificarlo il più possibile. Guarda la signora che va su in elettrica, che bene che va su. Bella beata, mi ha sverniciato. Io adesso mi fermo qua e non faccio più niente. Altra distinzione che va fatta assolutamente è sulla diversa tipologia di integratori barra alimenti, perché in bici non si va avanti solo a integratori, anzi soprattutto nel caso di un lungo o comunque di un allenamento di distanza, se volete fermarvi a mangiare un gelato oppure quando vi fate i giri con i vostri amici volete fermarvi, coca al bar, tramezzino, biscottino, un kebab, perché anche quello è successo o anche al McDonald's l'anno scorso. Sono tutte cose che usualmente non si fanno, ma che in bici sì, in certe situazioni vanno più che bene. C'è un nutrizionista molto famoso, molto conosciuto insomma in ambito ciclistico, che si chiama Jader Fabry, e lui dice che se a fine giro volete fermarvi in gelateria, in pasticceria a mangiarvi un biscotto, un gelato, quello che volete, bervi una coca, fa solo che bene, perché va a ristabilire i livelli di zuccheri nel sangue, quindi sostanzialmente vi aiuta e basta. Per cui via con gli zuccheri adesso, da oggi in poi zuccheri a manetta. Ma tornando a noi, parlando della distinzione che va fatta tra alimenti integratori, ci trasferiamo un attimo a casa, perché qui non ho niente e invece da là riesco a spiegarvi tutto bene. Ottimo, ci siamo trasferiti alla Batcavern. Qui ho preparato un po' di cose da farvi vedere e sì, là c'è il Giro d'Italia, perché va bene i video, però ci sono delle priorità nella vita. Bene, come dicevo, ho preparato un po' di prodotti qui, già divisi come vedete in base alla prima distinzione che voglio fare. Qui abbiamo tutto ciò che è liquido e vabbè anche in polvere, ma che ovviamente viene sciolto. Qui sono cose semisolide e qui cose solide. Partiamo dalla parte liquida. Qui abbiamo diversi prodotti, in realtà abbiamo gel, abbiamo polveri pre-gara. Questo è una specie di bricchetto che va mangiata, come sentite, pre-gara, anche questa con caffeina. Questo va benissimo per i cross country. Questo è magnesio, come questo, solo che sì, insomma, sono diversi. Qua ci sono anche sali, lo metti dentro la borraccia ed è top. Queste sono maltodestrine, questo è nel post allenamento, gara, insomma recovery, e aminoacidi che servono sempre. Passiamo a quelli semisolidi. Queste qui sono gelatine, voi ovviamente non potete sentire la consistenza, però vanno molto bene, dopo vi spiego quando le uso. Mentre qui abbiamo la parte solida, che si divide in cose più specifiche e vabbè, cose più commerciali e più soddisfacenti, direi. Barrette energetiche di 3 diverse marche, ognuno può usare quella che vuole, e barretta proteica che può essere usata in bici in certe condizioni, per esempio in un lungo, oppure come merenda fuori dal mondo bici.
E questa era la prima distinzione a grandi linee. Ora le divido in altro modo, così vi faccio capire cosa si può usare prima, durante e dopo l'allenamento e la gara, ovviamente cercando quella che è insomma una tipologia di allenamento o gara. Quindi non è che posso spiegare tutto perché verrebbe fuori un video lunghissimo, però come ho detto lasciatemi un commento e fatemi sapere se volete che approfondisca di più la cosa. Mentre questa insomma è la seconda distinzione che voglio fare, quindi tra pre-gara, pre-allenamento, durante e post. Questi diciamo che sono dei prodotti, come dicevo, pre-gara. Questi qui sono più carboidrati di diversa tipologia che quindi vi danno energia per più tempo dalla partenza subito, mentre questo più o meno ha la stessa funzione di questo qui che va sciolto nell'acqua, solo che ha anche caffeina, betalanina, quindi influisce un po' sulla grinta, sulla motivazione, diciamo, vi sveglia fuori. Queste sono tutte cose che invece vanno prese durante, quindi partiamo dall'alto. Questi sono tab che vanno sciolte nella borraccia e sono sali ottimi per quando si suda. Queste sono maltodestrine con sali, quindi anche questi ottimi quando si suda e in più forniscono energia. Queste sono Super Dextrin, che è una busta con maltodestrine. Questa è top perché è vero che si fa un po' di rifiuti in più con queste buste qui monodose, però queste qua sono eccezionali. Quando ve le infilate in tasca e alla prima fontana ve le mettete dentro, fate il rabocco, top. Gel normalissimi. Queste qui sono le jelly che vi dicevo, che non le uso mai in allenamento, ma queste qui sono ottime per gare come marathon o gran fondo, in cui non si può andare avanti solo a liquidi e ci vuole anche un po' di sostanza solida. Crostatina classicissima, questa va bene sempre in allenamento. Questo è un altro tipo di gel che ha sempre zuccheri, insomma carboidrati, più come vedete betalanina e caffeina. Ultimo gel che prendo di solito durante i cross country. Magnesio liquido, questo evita i crampi, quindi molto utile se siete soggetti. Barrettine insomma solide, energetiche, niente da dire. Queste solide e un po' più difficili da mandare giù, soprattutto in gara, non le ho mai usate. Questa l'ho tenuta fuori perché può essere mangiata sia durante che dopo. Durante un lungo la barretta proteica non crea alcun problema, mentre se fate intensità o gare sì, vi impasta un pochino e non la mandate giù. Per quanto riguarda questo recovery, quindi anche qui amminoacidi e carboidrati per riempire riserve di glicogeno e insomma carboidrati di diversa tipologia, e amminoacidi ramificati 411 uso, e servono anche questi per il recupero muscolare. Spero di essere stato chiaro. Se avete qualche dubbio, solito commentino. Torniamo in bici, perché poi diciamocelo, mangiare piace a tutti. È veramente difficile trovare una persona a cui mangiare non piaccia, e quindi è molto importante secondo me trovare qualcosa che durante la fatica, durante il freddo d'inverno, il caldo d'estate, ci soddisfi sia dal punto di vista della temperatura, come può essere una granita o un gelato d'estate, o un tè o una cioccolata calda per esempio d'inverno. Ma prendiamo ad esempio l'allenamento di oggi. Avrei circa 3 orette, 2 orette e mezza / 3, con 2 salite un po' spintarelle da 15-20 minuti, una all'inizio e una alla fine dell'allenamento. Quindi importante chiaramente fare una buona colazione. Poi in tasca mi sono messo nella borraccia maltodestrine, poi ho una crostatina in tasca di San Mulino Bianco che mi ha salvato dalle peggio crisi della bicicletta. Quelle veramente tra pangoccioli e crostatine sono veramente un must nella mia vita da ciclista, insomma. Poi ho una barretta, andiamo un po' più sullo specifico qua, però se posso me la tengo in tasca. E prima di fare l'ultima salita o dopo, a seconda di come sono messo, ma più probabile prima, ho anche un gel per cercare di tirar fuori gli ultimi momenti di intensità da questo allenamento. Ora finisco la salita, che non è questa una di quelle spinte che devo fare oggi, però parlando alla fine la sto facendo lo stesso. Quindi dai, arrivo in cima alla salita e mi stendo su una panchina e finiamo il discorso lì.
mangiate che è importante. Ad ogni modo ragazzi, il video finisce qui. Ricordatevi di mangiare costantemente, di cercare di mantenere, come dicevo, un livello di zuccheri costante nel sangue. Ricordatevi poi di bere, che con l'inverno ci disabituiamo un po', invece con questi caldi è molto importante. Di non uscire nelle ore centrali, come dice il TG5, infatti è 12:40 e io sono qua su per le salite a fare ripetute. Con vista però, con vista. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, era più una prova generale per parlare dell'argomento. Insomma, fatemi sapere se il video vi interessa, se questo è un argomento che volete che io approfondisca, e lasciatemi un commento, insomma, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!